Ieri sera è successo quello che molte volte è successo in questi anni, è mancato il numero legale e quindi la seduta è stata rinviata alle 24 ore successive. Oggi ci sarà la seduta e l'unico problema è il punto all'ordine del giorno. C'era l'approvazione del rendiconto 2023 propedeutico alla stabilizzazione e alle progressioni che il Comune si accingerà a fare entro il 31/12/2024, quindi ha portato un po' di tensione. Poi l'opposizione ha voluto incontrare i lavoratori interessati, non capisco a che fine. Io penso che uno non può avvisare la persona che intende uccidere: ti sto uccidendo. Ho voluto chiedere la sospensione per incontrare i lavoratori, non ho capito la finalità né politica e neanche sociale, si sono allontanati non approvando il rendiconto, verrà approvato stasera, eventualmente dico, già c'è un commissario d'Accheta che lunedì verrà, eventualmente lo approverà, non c'è niente di particolare, cose già programmate e previste. Quando ho deciso di allontanare dalla maggioranza chi non ha mantenuto gli impegni con i consiglieri comunali e con la maggioranza. Quindi quando uno allontana dalla propria maggioranza 3 consiglieri comunali è consapevole che avrà un percorso frastagliato, però lo deve affrontare perché deve portare a termine l'impegno che ha preso con gli elettori e quindi portare a termine il mandato elettivo. Io sono tranquillo, non sono questi i problemi, vedo solo quando c'è una mancanza di rispetto nei confronti di tante persone che da oltre 20 anni lavorano presso il comune e che vedono vicino alla possibilità di stabilizzarsi e per problemi qualcuno dice non l'abbiamo mai votato il rendiconto. Bene, tra quelli che si sono allontanati ci sono i 3 consiglieri che io ho allontanato dalla maggioranza che dovevano votare il rendiconto di un anno, che è il 2023, in cui erano in maggioranza e in cui avevano l'assessore in giunta. Quindi non si capisce com'è che possano rinnegare tutto quell'anno in cui sono stati in amministrazione, in cui hanno amministrato, in cui sono stati in maggioranza, quindi hanno rinnegato tutto l'operato che hanno fatto in quell'anno, non dando la loro approvazione. Però questi sono purtroppo, quando uno mette davanti l'orgoglio personale o si sente esaltato dal ruolo che in quel momento riveste, non capendo il danno che può fare nei confronti delle persone che da tanti anni con tanta speranza aspettavano questo giorno per dire abbiamo messo fine a una pagina negativa della nostra storia, trovando finalmente un posto di lavoro a tempo indeterminato. Comunque non c'è nulla di grave, io sono sereno, siamo tutti sereni, tutto già è nella norma. Ci dispiace vedere che ci sono persone che usano o che sfruttano il potere che hanno in altri enti per sensibilizzare, minacciare o fare cambiare orientamento consigliere comunale, ma di questo poi quando sarà il caso ne daremo comunicazioni, quando avremo le prove, perché le prove non sono il sentito dire e neanche l'aver sentito dire alla persona diretta, bisogna trovare le prove, quando le troveremo informeremo chi ha competenza per intervenire e per evitare che ci siano questi abusi di potere.